Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Sono le 15:44 per chi ci sta ascoltando in presa diretta. È stato confermato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Friuli Venezia Giulia. Il caso è stato individuato in regione. Un ceppo del virus del vaiolo delle scimmie, il monkeypox, è stato identificato in campioni di materiale biologico di un paziente maschio di 33 anni residente in regione. A darne la notizia è stato il vice governatore con delega alla salute della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. 50 anni fa la strage di Peteano, alle porte di Gorizia, 3 carabinieri rimasero uccisi nello scoppio e la successiva deflagrazione della 500 parcheggiata lato strada. Come detto, oggi ricorre il 50° anniversario servizio. 31 maggio 1972, 3 militari dell'Arma dei Carabinieri rimasero mortalmente investiti dall'esplosione di un ordigno collocato nel cofano di una 500 bianca, abbandonata sulla strada provinciale che collega Gorizia a Sagrado. Sono passati 40 anni dalla strage. Era la notte del 31 maggio 1972, quando arrivò al centralino della stazione Carabinieri di Gorizia una telefonata anonima che segnalava una Fiat 500 bianca con 2 buchi sul parabrezza, in sosta vicino alla ferrovia, lungo la provinciale che da Sagrado conduce al capoluogo esontino. Sul posto giunsero 3 gazzelle dell'Arma. Constatarono la verità della segnalazione. 3 carabinieri cercarono di aprire il cofano. Il gesto fu fatale perché il mezzo saltò in aria. A perdere la vita furono il brigadiere Antonio Ferraro, 31 anni, e i carabinieri Donato Poveromo e Franco Bongiovanni, di 33 e 23 anni. Rimasero gravemente feriti il tenente Francesco Speziale e il brigadiere Giuseppe Zazzaro. Dopo anni di indagini e processi, la strage di Peteano ebbe i suoi colpevoli, gli autori materiali. Vincenzo Vinciguerra, triestino neofascista, e Carlo Cicuttini di San Giovanni a Natisone, autore della telefonata trappola, è arrestato nel 98 in Francia dopo anni di latitanza in Spagna. È deceduto il 24 febbraio 2010 all'ospedale di Palmanova, dove lottava contro una grave malattia. Un'altra ombra degli anni 70, gli anni di piombo che hanno insanguinato l'Italia. Temi scottanti, ancora oggi poco chiari, per dare una parola fine a quei anni insanguinati dalla matrice ideologica, politica e delle lobby. Peteano resta uno dei tanti pantani del quale ancora oggi il nostro paese non è riuscito a uscire. Torniamo in studio con una notizia di sport, eccolo inquadrato perché è veramente una bomba, come si dice a ciel sereno. Gianmarco Pozzetto, 49 anni, goriziano, da giocatore soprannominato la Mosca Atomica quando entusiasmava cestisti e non con le sue giocate. Secondo il sito web della Gazzetta è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di basket, sostituisce Meo Sacchetti che ha interrotto consensualmente il rapporto con la federazione pallacanestro. Il nuovo CT, sempre secondo le ultime indiscrezioni, partirà subito con Eurobasket 2022 in programma dal 1 settembre prossimo. Pozzetto ha giocato con l'Italia dal 1994 al 2005, vincendo la medaglia d'argento ad Atene 2004. Attualmente è il vice della squadra di club di Milano. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero.